Buona domenica alle amiche e agli amici in ascolto dal Palalido di Valdagno in questo fine settimana di sole e di temperature insolitamente alte. Assisteremo all'esordio in campionato del Valdagno contro il Viareggio, agguerrita neoiscritta campionato di A1. Campionato che vede al via 5 squadre iscritte. Oltre al Valdagno e al Viareggio ci sono anche le campionesse in carica del Matera, la Rotellistica Scandianese e il Trissino, anch'essa neo iscritta. Alle 18 di oggi si disputerà a Scandiano il secondo incontro della giornata, che vedrà affrontarsi la Rotellistica Scandianese e il Trissino. Non più tardi di ieri sera, sempre qui al Palalido, si è disputato l'incontro di A1 maschile, quarta giornata di campionato, sempre tra Valdagno e Viareggio. Partita che ha visto i lanieri padroni di casa vincere per 4-0, una gran bella partita molto divertente. Per quanto riguarda invece la 1 femminile, queste sono le giocatrici a referto. Il Viareggio in maglia rossonera si presenta con Vittoria Masetti, portiere numero 1, Iannacone Soraya numero 12, Genovalli Valentina numero 6, Marquez Perez Carla 77, Anna Palagi 27, Giorgia Brandi 4, Raffaelli Jessica 18. L'allenatore è Andrea Limena. Risponde il Valdagno in tenuta bianca con numeri e nomi scritti in blu. La Teresa Parlato in porta numero 1, Nicole Bonato numero 51 portiere di riserva, Lorenzato Elisabetta numero 5, Cerato Marta numero 6 capitano, Cestonaro Chiara numero 7, Messora Teresa numero 9, Rossetto Ludovica numero 24, Ferronato Giorgia con il numero 39, Ghirardello Matilde con il numero 77, Anna Orsato con il numero 77, allenatore Davide Benetti. Arbitra l'incontro il signor Paolo Moresco. Un ringraziamento innanzitutto alla troupe che permette la messa in onda di questa telecronaca. Abbiamo Roberto Bauci, telecamera, regia, eccetera, eccetera, Remidio Zanuso a supporto e cronometro, e io che vi parlo, Mailo Giampaolo. La partita è appena iniziata, registriamo che il prossimo incontro, già subito il Viareggio in vantaggio dopo appena 8 secondi. Rivediamo appena possibile, ecco qui, un tiro e la giocatrice, la Genovalli, se non sbaglio, no, pardon, la Perez. Comunque il quintetto base della il quintetto base del Viareggio è Masetti, Perez, Palagi, Brandi, Raffaelli. Stavamo dicendo che il prossimo incontro del Viareggio si disputerà il 23 novembre a Viareggio contro la Rotellistica Scandianese, mentre il prossimo incontro del Valdagno si disputerà il 7 dicembre e sarà un inedito derby Valdagno Trissino femminile che si disputerà sempre qui al Palalido. Torniamo alla cronaca della partita. Valdagno che si presenta con la Teresa Parlato in porta, la Messora con il numero 9, la Rossetto con il numero 24, ovviamente la Cerato Anna capitano, l'Anna Orsato con il numero 77 che prova il tiro, brava Masetti a respingere a quel tiro che ha colpito anche la traversa ed è finito fuori pista. Stavamo dicendo, il prossimo incontro del Viareggio per l'appunto 23 novembre contro la Rotellistica Scandianese, mentre il Valdagno il 7 dicembre affronterà sempre qui il Palalido l'inedito derby con il Trissino. Bene, è passato 1 minuto e 7 secondi, Valdagno colpito a freddo dal Viareggio dopo appena 8 secondi. A memoria mia, pronto il Valdagno a rispondere con questa azione. Rossetto cerca una compagna libera,
la trova Inanna Cerato, cerca, si incunea, retroporta, sempre della Rossetto, Cerato riconquista Viareggio, riconquista però a sua volta il Valdagno con Messora, si incunea in area la Anna Orsato, riparte il Viareggio, sbroglia tutto e lotta per la pallina Cerato, su di lei si combatte al vertice, ancora Valdagno impostare, rapido contropiede, Orsato, assist per Rossetto che spara alto, ancora Rossetto, Orsato, Rossetto, Cerato, Orsato, si cerca un pertugio ma la difesa del Viareggio è ben schierata, si cerca il guizzo in area Orsato ma è brava Raffaelli a riconquistare palla, la perde subito Orsato che cerca la compagna in area Rossetto, costretta ad indietreggiare, Cerato, Orsato si muove sempre a centropista, prova il tiro da fuori area Orsato, ancora Valdagno a far girare sfera, Valdagno colpito a freddo, 8 secondi dopo appena 8 secondi, francamente uno dei gol. Prova il tiro da fuori Lorenzato, appena entrata, Viareggio ha il problema di girarsi, lo fa con Raffaelli che imposta l'azione, Raffaelli alla Marquez, ben tenuta dalla difesa, prova Orsato a riconquistare, ancora Marquez, Palagi perde palla, Lorenzato prova il tiro, bello, applaudito anche dalla centrale, ancora giro palla del Valdagno, ancora Lorenzato, ne salta uno, ne salta due, si allunga la sfera di quel che forse qui c'è un fallo, no, ancora Valdagno, Messora, infatti ci arriva conferma che appunto il gol è della Marquez come avevamo indicato in un primo momento. Cerato, prova a incunearsi, prova il tiro, riparte Viareggio con Palagi, brava Messora, Lorenzato retroporta, marcata da Brandi, Orsato, Lorenzato, il tiro da fuori, erano ormai diversi i tentativi di pervenire al pareggio da parte del Valdagno, ci ha messo 5 minuti, poco più. Bella partita. Brandi per il Viareggio, piccola interruzione per pulitura del casco da parte di Masetti. Marquez si incunea, Raffaele ha il problema di girarsi, di ruba palla a Messora, ancora Raffaelli,
Ancora Lorenzato che ruba palla, tentata dal tiro, retrocede. Orsato, Cerato, Messora, Orsato, Lorenzato, ci si muove più che altro a centropista, prova l'incursione Orsato, ma è brava Raffaelli a rubar palla, a impostare l'azione per Viareggio. Lorenzato va al contrasto, Messora, pardon, costringe all'errore Viareggio. Ora sì, Messora a impostare l'azione d'attacco. Orsato prova il tiro, si sventa l'azione Palagi. Raffaelli cerca in area e la trova Marquez. Brava, l'ha parlato a sventare. Riparte Lorenzato sulla sua fascia, si presenta davanti a Masetti, si allunga la sfera e la Masetti la abbatte. Parla anche con l'arbitro, ma insomma il fallo pareva sicuramente non cattivo, ma abbastanza palese. Rivediamo, sì. Infatti chiede scusa a Masetti. Ora vediamo Lorenzato nel tentativo di trasformazione. Ha fatto una finta, ha provato la botta centrale, Masetti ha respinto, ancora Valdagno avanti e ancora Masetti a sventare. Si combatte per il possesso della pallina in retroporta. Marquez per Viareggio, tenuta da Orsato. Riconquista per Lorenzato, prova il tiro ancora Masetti, bravissima in questa prima parte di partita il portiere Vittoria Masetti del Viareggio. Riparte il Viareggio con Raffaelli. Marquez perde pallina. Lorenzato, importante il suo impatto in questo inizio di partita, passaggio troppo lungo. Viareggio con Brandi, Raffaelli, Marquez, prova il tiro sulla ribattuta, la più lesta è la Anna Palagi con il numero 27 a insaccare il 2-1. Viareggio. Bella la rete di Palagi, che è stata la più, rivediamo il replay, è stata la più veloce sulla ribattuta dell'ottima Teresa Parlato. Valdagno a far girare la sfera. Orsato, Lorenzato un po' troppo lungo per Ghirardello, retroporta, scarica su Orsato, Cerato, Ghirardello, si gioca per linee esterne. Ora prova l'incursione, Orsato aveva scaricato per Ghirardello che ci riprova, si combatte in area, sbuccia la pallina Lorenzato. Bello il suo gol del momentaneo pareggio. Viareggio che riparte con Marquez, palla 2, Ghirardello, Lorenzato, Cerato, slalom in area e alla fine riesce a mantenere il pallone, la sfera. Lorenzato, Ghirardello, Orsato ha il problema di girarsi, lo fa, retroporta, ben tenuta la difesa del Viareggio, costretta ad indietreggiare. Prova ancora la bomba Lorenzato, brava la Masetti a respingere, bello anche il tiro. Viareggio a reimpostare, ma perde subito sfera per l'intervento di Anna Cerato, che scambia con Ghirardello.
cerca una compagna meglio posizionata, la trova in Orsato. Cerato, retroporta, Lorenzato attaccata dalla Raffaelli. Orsato, Ghirardello tentata dal tiro, si infrange Iannacone, ancora Ghirardello, Lorenzato, su di lei la Marquez, cadono a terra entrambe senza grossi problemi. Raffaelli va a discutere con l'arbitro, anche la Vittoria Masetti esce dalla porta, sembra indichi dei problemi alla visiera e infatti si dirige verso la panca del Viareggio, si toglie il casco. Dieci minuti dall'inizio dell'incontro, partita scoppiettante dai veloci cambi di fronte. Ricordiamo, dopo appena 8 secondi il gol della Marquez, pareggio della Lorenzato al 19, al sesto minuto, e poi ancora Viareggio in avanti con Palagi, la più lesta a ribattere in rete una ribattuta della Parlato. Valdagno avanti, Ghirardello, Lorenzato, in area c'è Rossetto, Lorenzato, Ghirardello prova ancora il tiro, Masetti c'è, Viareggio a impostare con Palagi, Brandi, Palagi, Raffaelli, tiro sporcato, ancora Raffaelli, cerca la compagna Marquez, libera, ma è ben tenuta da Ghirardello. Valdagno in attacco con Orsato, l'assist era ottimo, Viareggio è già davanti alla porta della Teresa Parlato e Lorenzato a impostare per il Valdagno. Bella l'azione della Orsato, si era liberata per il tiro fuori misura, ancora la Orsato davanti a Masetti che è brava a sventare. Ora Viareggio prova a ripostare con Raffaelli ma perde ancora sfera. Orsato prova il tiro, prova ancora la ribattuta Rossetto. Lorenzato, Orsato, Valdagno che si sta rendendo pericoloso, Ghirardello forse colpito un po' a freddo sia nel caso dell'1-0 sia in caso del 2-1, diciamo sono stati dei piccoli errori non di distrazione ma di mancanza di attenzione, di riflesso. Ancora un tiro fuori, Rossetto, Orsato recupera Ghirardello, il tiro fuori misura, l'assist in area per Rossetto. Ora il Viareggio prova a ripartire con Marquez ma ha già perso pallina. Lorenzato, Orsato, Ghirardello si presenta davanti a Masetti, ora è tenuta da Raffaelli. Lorenzato, passaggio leggermente fuori misura di Rossetto che consegna la sfera a Viareggio. Time out chiamato da Viareggio, risultato Viareggio 2 Valdagno 1. Situazione falli è un fallo a testa, partita che è una caratteristica, quello dell'hockey femminile, partita estremamente corretta, rarissimi anche sono i cartellini blu. Squadre che si sono comunque affrontate a viso aperto senza particolari tatticismi. Ecco, il Valdagno magari ha fatto girare sfera, ha avuto un possesso di sfera
forse più elevato, si cercava almeno in un paio di occasioni con degli assist a liberare la compagna sotto porta, assist che sono stati sempre intercettati dalla difesa del Viareggio. Valdagno che è in maglia bianca e attacca da sinistra a destra, mentre Viareggio in maglia rossonera attacca da destra verso sinistra. Viareggio in fase d'attacco, si ripartirà con una punizione. Raffaelli per Marquez che è sola, prova il tiro, brava la Teresa Parlato a respingere, l'Orsato a riconquistare sfera commettendo però fallo. Viareggio avanti, altro fallo commesso dalla difesa del Valdagno, nello specifico la Rossetto, la Ludovica Rossetto. Ancora Viareggio avanti, Marquez scambia con Palagi, riconquista Valdagno con Orsato, bellissima rubata a centropista, si è presentata tu per tu con Masetti, ha aspettato il movimento del portiere, l'ha insaccato con un tiro all'incrocio alto, rivediamola, eccola qui, si è mosso il portiere e con un diagonale alto al vertice alto destro, 2-2, partita molto divertente. Viareggio, Iannacone, Marquez, retroporta, scarica, no, perde pallina per l'intervento di Rossetto, molto lesta. Orsato, Cerato, Rossetto, trova Ghirardello, Rossetto, sì, questo è un po' il classico gioco, prova il tiro, ehi, la rete del 3-2 di Ghirardello, tiro di Orsato se non erro, e tiro di Orsato e Ghirardello sotto porta è stata la più lesta, rivediamola, eccola qui, tac, la pallina che è entrata, Valdagno avanti 3-2 e sono passati, siamo appena a poco più di metà del primo tempo, partita molto molto divertente, molto gradevole, continui capovolgimenti di fronte, intanto c'è qualche piccola scaramuccia a centropista, Marquez marcata da Ghirardello che ruba palla, è libera Rossetto, 4-2. La classica azione di contropiede, scoppia la gioia delle due giocatrici, Rossetto e Ghirardello. Una ha rubato palla, si è involata e ha fornito un assist alla compagna completamente libera la Rossetto, 4-2. Viareggio a impostare, ancora Ghirardello a rubare su di lei Marquez e poi la Palagi. Orsato, Cerato, Orsato, Ghirardello, ancora l'Orsato, prova a incunarsi, Ghirardello prova la deviazione sotto porta, riparte Viareggio, è più veloce però Ghirardello che forse subisce anche, esatto, l'arbitro invita le giocatrici alla calma. 4-2 il risultato, ricordiamo che Viareggio è stato in vantaggio per 2 volte, si era portato in vantaggio dopo appena 8 secondi, Marquez intanto prova, ha parlato, è bravo a rispondere, il contropiede del Valdagno con Cerato, bloccata l'azione da Raffaelli che riparte, Raffaelli prova il tiro e riprova anche la ribattuta, brava, ha parlato a respingere, Valdagno è già dalle parti
di Masetti, tiro che ha lambito il palo. Cerato, Orsato, Cerato. Bella partita, molto divertente. Rossetto, si scambia a centropista, forse si cerca di far alzare la difesa del Viareggio. Messora prova la girata, riconquista Raffaelli. Messora sulla Raffaelli, gli ruba quasi palla Perez, ma sì, Perez, Marquez, Perez. Palagi, corre la Perez, capisce tutto Valdagno, fuori misura il passaggio di Rossetto, siamo in retroporta. Palagi per Viareggio, ancora Orsato, Rossetto, Cerato, si cerca il pertugio. Messora chiede palla, preferisce Orsato, Cerato, Orsato che si incunea, è brava Masetti, rimposta la difesa del Viareggio. Iannacone perde sfera, Orsato. Diciamo che la qualità dei passaggi del Valdagno è indubbiamente elevata, sono passaggi precisi che cercano sempre la compagna meglio posizionata. Pochi di errori, se non quei 2 errori, ma più che di passaggi è stato proprio un discorso di attenzione, di riflesso immediato. Anche il possesso della sfera è indubbiamente a favore delle ragazze laniere, che girano fra Rossetto, Orsato. Messora prova il tiro, Rossetto, 7 minuti gioco fermo, 7 minuti e 32 alla fine di questo scoppiettante primo tempo. Tanto entra nel Viareggio la numero 4, la Giorgia Brandi. Sulla sfera Palagi che dà a Marquez. Marquez tenuta da Orsato, indietreggia, cerca Brandi, ma Messora capisce tutto. Ancora Viareggio e ancora l'Anna Cerato che non riesce nell'assist decisivo per l'intervento della Marquez, e qui c'è uno scontro fra Rossetto e con fallo, e Iannacone che subisce fallo. 4-1, 4 i falli commessi dal Valdagno, uno solo quello commesso dal Viareggio. Iannacone, Marquez su di lei Messora, prova a rubargli sfera. Quinto fallo del Valdagno. Da Marquez forse è la giocatrice, la playmaker, giocatrice forse più pericolosa del Viareggio. Beh, dopo appena 8 secondi aveva già insaccato la rete l'1-0. Marquez, vicino a lei Iannacone, anche Palagi, vediamo, in realtà è Palagi che darà su Marquez, che però da rifare. Palagi, contrastata da Rossetto, riparte il Valdagno, Cerato si libera, incrocio dei pali, bella l'azione, riparte Viareggio. Palagi su di lei la Ludovica Rossetto. Brandi
Iannacone, Orsato riconquista sfera. Orsato, Cerato, si va per linee orizzontali. Tanto entra nel Valdagno anche la numero 39 da Ferronato, Messora, Orsato, Cerato, Messora, si libera in area la Ferronato, un assist per Messora sotto porta, azione pericolosa. Ora si combatte con Brandi per il possesso della sfera. Cerato, Rossetto, Messora, Ferronato intanto in area tenuta da Brandi. Ferronato, forse tentata dal tiro, si ci prova Cerato, riconquista Marquez. Brandi, Marquez, non si esce però dalla centropista dal centrocampo del Viareggio. Cerato per il Valdagno che sta legittimando il vantaggio con un possesso territoriale piuttosto marcato. Messora, Cerato, Rossetto, tentata dal tiro, fuori di poco, ben messa comunque da Masetti. Ancora Messora che prova l'assist, capisce tutto Iannacone. Iannacone è troppo sola e Rossetto gli ruba sfera. Ancora Ferronato, l'arbitro interrompe il gioco, time out Viareggio. Mancano 4 minuti e 24 secondi alla fine di questo bel primo tempo. Valdagno 4, Viareggio 2. Inizio partita che aveva presentato delle indubbie difficoltà per il Valdagno. Viareggio era andato avanti per ben 2 volte con azioni rapide che avevano sorpreso la difesa del Valdagno, poi un attimo preso le misure. Diciamo che il vantaggio del 4-2 è legittimato anche da tutta una serie di occasioni sventate, quasi tutte da un'ottima vittoria Masetti. Da segnalare anche comunque la prestazione della Marquez, tutte le palline del Viareggio bene o male passano per la sua stecca. Piccolo infortunio a la numero accompagnata fuori dal campo, la numero 2, che però a referto non c'è. La maglia numero 2 a referto 19, no, non c'è neanche a 19. Cerchiamo di capire. Finisce il time out. Tanto la giocatrice del Viareggio è presso la sua panchina con il supporto. Non abbiamo visto il numero completo della maglia. A occhio direi la Iannacone, aveva la fisionomia della Iannacone. Infatti c'è la Raffaelli con il numero 18, la Brandi con il numero 4, la 27 Palagi e la Marquez 77 in pista, quindi ne deduco che sia proprio la Soraya Iannacone a essere uscita momentaneamente dalla pista per un leggero infortunio. In panchina poi c'è Genovali, Valentina, quindi
la Iannacone è uscita. Valdagno a far girare sfera, prova il tiro la Giorgia Ferronato, fuori misura, ancora Valdagno e Lorenzato, altra bomba alta. Palla 2, anzi no, palla del Viareggio, cerca di impostare. Bello il passaggio per la Marquez, capisce tutto, però Rossetto. Ferronato attaccata da Marquez, Rossetto, Lorenzato, ancora Rossetto, scambio tra loro, cerca il tiro Lorenzato, Palagi a impostare, prova il passaggio a Raffaelli, capisce tutto Ferronato, Lorenzato, su di lei Marquez, riconquista sfera, Raffaelli inseguita da Messora, bello il passaggio per la Marquez, Rossetto a tenerla a debita distanza dalla porta della Teresa Parlato, Raffaelli riconquista sfera Valdagno con Lorenzato che avanza, tentata dal tiro, no, passaggio per Messora leggermente fuori misura, Palagi lotta con Messora, intervento dell'arbitro, palla al Viareggio, rapida la ripartenza, Marquez, Brandi libera in area, tira la Marquez, Parlato para, Rossetto scivola un attimino e qui subisce fallo la Marquez. Siamo a 6 falli Valdagno, 1 minuto e 54 alla fine di questo bellissimo primo tempo. I ritmi non sono indiavolati, però i capovolgimenti di fronte sono molto frequenti, si vedono delle belle trame di gioco. Viareggio che prova a rendersi pericoloso sotto porta con Brandi, Marquez tenuto da Messora, Cerato riconquista, attenzione, si stava involando Raffaelli, Cerato, Lorenzato ne ha 2, Marquez porta all'errore nel passaggio, un po' troppo fuori misura, palla al Viareggio in zona d'attacco, proverà il tiro presumibilmente Marquez, costretta ad indietreggiare per la pressione di Messora, Anna Orsato fa ripartire il contropiede, non c'è una compagna in area, Messora arriva con un nanosecondo di ritardo, Messora, Cerato, Orsato, solito scambio a centropista, molto preciso, anche molto veloce, si cerca sempre o l'incursione, ma qui è bravissima la Marquez a capire tutto e lanciare verso la porta Raffaelli, che si lamenta con l'arbitro perché ne viene fischiato un fallo battuto da Orsato. Messora si cunea fra due, Ferronato prova a riconquistare sfera, ma è Raffaelli, ma capisce tutto Ferronato che si presenta davanti a Massetti, fuori misura Cerato, Orsato, 10 secondi alla fine.
Borsato, passaggio leggermente fuori misura per Messora, prova il tiro, prova a sorprendere il centropista Cerato, ma Masetti risponde bene, finisce qui tra gli applausi della centrale questo primo tempo. Valdagno 4, Viareggio 2, ci sentiamo per il secondo tempo.
Rieccoci dal Palalido di Valdagno per il secondo tempo. 4-2 a favore del Valdagno sul Viareggio, 6-2 invece la situazione dei falli. Valdagno che ripartirà da centropista con Messora. L'arbitro Paolo Moresco dal via. Orsato subito libera in area, brava da Raffaelli a sventare, riparte in attacco Palagi, brava, intanto vola una stecca, Valdagno avanti con Orsato, Cerato prova il tiro, era la Iannacone se non erro, no, era Palagi che aveva perso la stecca. Messora, tanto la Iannacone che aveva subito questo piccolo infortunio, l'abbiamo vista uscire sulle proprie gambe senza nessun problema, quindi nulla di grave. Intanto Raffaelli riconquista palla per Viareggio, Marquez, Palagi, capisce tutto Cerato, c'è in area libera Rossetto, e là fallo della Brandi, piuttosto netto. Rivediamo, questa è l'occasione e il fallo. Orsato, tiro che poteva sorprendere un'ottima Masetti, a mio avviso fino a questo momento la migliore in pista per il Viareggio. Riparte Viareggio, Palagi scivola Marquez, Valdagno avanti con Messora, riconquista Marquez, Messora, tocca la sfera a Rossetto, Cerato, Messora chiusa da Raffaelli, Lorenzato retroporta, ha provato una sorta di alza e schiaccia, ancora Rossetto, Cerato, la capitana, tutte bene o male le palline passano per la sua stecca. Cerato, Orsato si gira, la difesa sventa, Palagi per Viareggio, Raffaelli, troppo lungo il passaggio per Marquez, riconquista il Valdagno con Messora, Rossetto, Orsato, Cerato, gioco classico che abbiamo visto anche nel primo tempo, prova la bomba dalla tre quarti Orsato, alta, dicevamo questo gioco di fitopassaggi, una serie fitta di passaggi a centropista fino a trovare la compagna meglio posizionata. Intanto Cerato prova il tiro, Lorenzato retroporta, tenuta da Raffaelli, Cerato, Orsato, anche passaggi piuttosto veloci, assolutamente precisi, si cerca il tocco in area di Messora, ma è brava Brandi, Marquez, Palagi, prova il tiro, brava la Teresa Parlato, riconquista Rossetto, Cerato, Orsato, lotta Messora, riparte però è sola la Marquez, ne ha due addosso, Cerato e Messora, e non riesce a trovare un pertugio lo trova ora per la Raffaelli, però riconquista Messora,
Messora Orsato, manca l'ultimo tocco, ancora Messora, Cerato, Orsato, Rossetto a centropista, prova il tiro alto, Rossetto. Le squadre si affrontano senza particolari tatticismi. Si nota indubbiamente questo scambio fitto, rapido e direi anche preciso delle giocatrici del Valdagno. Intanto entra Ghirardello tra le file del Valdagno, riparte Viareggio dalla propria area. Passaggio lungo della Raffaelli, intercettato per l'appunto dalla Ghirardello, che prova il tiro fuori di poco, riprova Orsato a ribattere. Difesa del Viareggio con Palagi, ma Cerato capisce tutto, è costretta però ad indietreggiare, pressata dalla Marquez. Ghirardello non la perde, prova il tiro fuori di poco. Cerato, Orsato, Ghirardello, Rossetto, stoppata nel tiro da Raffaelli. Orsato, Cerato, manca l'ultimo tocco davanti al portiere. In questo ultimo caso, ultimo tocco che doveva essere di Cerato. Viareggio impostare con Marquez. Raffaelli capisce tutto Orsato in area e a tu per tu Rossetto con Masetti non riesce a insaccare il 5-2. Marquez prova a liberarsi di Orsato, anche Rossetto, forte il pressing, palla Valdagno con Ghirardello. Intanto torna in pista la Soraya Iannacone, che era uscita per un leggero infortunio nel corso del finale del primo tempo. Ghirardello ad anticipare Palagi, a far ripartire l'azione. Orsato, Rossetto prova a liberarsi di un avversario, ci riesce. Cerato, Rossetto, Orsato, prova il tiro, manca la deviazione sotto porta. Palagi tenuta da Ghirardello all'angolo. Ghirardello, Rossetto, Cerato, Rossetto, Valdagno, ricordiamo, in maglia bianca, che attacca da destra verso sinistra, si difende il Viareggio in maglia rossonera attaccando da sinistra verso destra. Classico scambio a centropista. Ecco l'errore. Palagi per Viareggio. Marquez si fa tutta la pista. E là, si fa tutta la pista, si presenta da sola davanti a Parlato, che sventa di gambale. Siamo già nell'area del Viareggio, si divora Cerato il gol del 5-2, l'assist, se non erro, era stato di Ghirardello. Sì, mi pare sia già la seconda occasione piuttosto limpida. Intanto entra nelle file del Valdagno Ferronato,
Orsato, Ferronato, prova il tiro, batti, ribatti in area del Viareggio. Ghirardello, Orsato, scambio tra le due per linee orizzontali. Rossetto, tentata dal tiro e tira, ma è fuori misura Orsato. Un paio di occasioni veramente clamorose a tu per tu col portiere in questo inizio secondo tempo. Riconquista Rossetto, qui c'è un fallo da dietro. Sì, la centrale chiama il blu, ci potrebbe anche stare, va bene così. No, e infatti lo estrae, cartellino blu. Sì, era piuttosto palese, fallo da dietro, si cerca di spiegarsi e giustificarsi la Marquez. Sulla sfera per il tentativo di presentazione, di trasformazione della Ludovica Rossetto. Vai banca puniti, piuttosto rabbiosa la Marquez. Rossetto contro Masetti. Vediamo come approccia. Bello! Bello! Si è avvicinata con un paio di finte e ha tirato all'angolo in alto alla sinistra del portiere. Rivediamolo, una finta, due tiro in alto alla sinistra della Vittoria Masetti. 5-2 Valdagno. Viareggio, Brandi perde sfera, slalom di Ferronato, prova il tiro Ferronato, Ghirardello va a riconquistare pallina Orsato. Si è cercato, Ferronato ha cercato l'assist per Ghirardello davanti alla vittoria a Masetti, capisce tutto Palagi. Ancora miracolo della Masetti su Orsato, imbeccata da Ghirardello. Ora diciamo che Ghirardello, Rossetti, è piuttosto evidente in questo tratto di partita la superiorità delle ragazze laniere, se fosse altro per la quantità di occasioni che sono state create in questi 10 minuti. Attenzione, cartellino blu per la giocatrice Ghirardello, gomito alto in area. Francamente la giocatrice è piuttosto stupita. No, sorride. Tanto entra Lorenzato nelle file del Valdagno, quindi alla fine di questo time out chiamato da Viareggio si assisterà al tentativo di trasformazione da parte del Viareggio di questo punizione di prima. Un cartellino blu per parte. Ricordiamo che alle 18 si completerà questa prima giornata con l'incontro scandiano che vedrà affrontarsi la rottellistica scandianese e il Trissino. Intanto l'Anna Palagi
per il tentativo di trasformazione di questa punizione di prima. Brava la Teresa Parlato, che respinge per 2 volte, il tentativo è ribattuta. Orsato, Lorenzato, Orsato. Ferronato capisce tutto Brandi. Guadagno che giocherà i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Prova il tiro Raffaelli, Brandi, Raffaelli, Iannacone, Brandi. Brava la Teresa a rinviare, parte Orsato, è troppo sola, ne ha 2 addosso, fa girare sfera, prova addirittura il tiro che finisce alto. Viareggio che prova a imbastire l'azione d'attacco con Palagi, tenuta da Ferronato, Palagi, Raffaelli, Palagi, rientra intanto la Marquez, prova Raffaelli, palla 2, Ferronato contro Palagi. Ferronato per un attimo, poi Viareggio, serie di tiri, l'ultimo è il più pericoloso di Raffaelli, fuori di pochissimo, ancora Iannacone per Viareggio. Iannacone capisce tutto, Orsato che si invola da sola ed è bravissima Masetti, migliore in pista per il Viareggio a mio avviso. Palagi, Raffaelli, Marquez, intanto sono passati 2 minuti, entra Cerato e là qui c'è un fallo piuttosto continuato, si fa sentire anche la centrale perché il fallo della Marquez su Lorenzato è stato piuttosto continuato, non rilevato però dall'arbitro. Intanto c'è questo breve entra Brandi nel Viareggio, Lorenzato è in sacca. No, l'arbitro annulla probabilmente per un tocco di pattino. Attenzione, c'è qualche scaramuccia. Ancora tra Marquez e Lorenzato, forse a seguito dello scambio, e c'è un cartellino blu a Lorenzato e un altro cartellino blu a Marquez. È la continuazione del secondo cartellino blu per la Marquez, è la continuazione del fallo precedente, questo scontro continuato fra Lorenzato e Marquez. No, è stata annullata la rete? Sì, perché se avessimo tirato segnare questo, qui ha Cerato, gli avrebbe segnalato, se sei io sei soltanto questo per aggiornato dopo 2 minuti e 6. Le panchine si agitano. Le panchine si agitano, c'è stata questa situazione un po' turbolenta a centropista. Rivediamo.
Questo battibecco tra Lorenzato e Marquez, ma in precedenza c'era stata un fallo, uno scambio tra le due già a centropista che è proseguito, quindi presumo corretta. Tanto c'è questo tiro che non sorprende la Teresa Parlato. Guadagno a impostare, Cestonaro, Cerato, Orsato, Rossetto, Ferronato, Viareggio a impostare dalla propria difesa, Brandi, scontro in area tra Iannacone e Cestonaro, si lotta per la sfera, Palagi, Ferronato riconquista, non salta Brandi, si lotta lungo la balaustra, Iannacone, Brandi cerca l'assist, Ferronato anticipa Iannacone, Cerato, rapidissima questa azione, brava Masetti, Orsato, Ferronato, prova a liberarsi Cestonaro in area, Orsato, scambio centropista ripetuto tra Cestonaro e Orsato, ora prova il tiro fuori misura, Brandi, Raffaelli, lotta tra Cestonaro e Brandi, riparte Viareggio, Palagi, Cerato, retroporta in area appostata a Cestonaro, Orsato, Ferronato, riparte Viareggio, Raffaelli, Iannacone anticipata, Cerato, prova il tiro, alza Masetti, Cerato, Ghirardello, Cestonaro, Ghirardello, Cerato, Orsato in area, nel cuore nell'area, Masetti sventa, Orsato, Cerato, riparte Viareggio con Raffaelli, attenzione, parlato in due occasioni, sventa, riparte Ghirardello, quasi un cost to cost, retroporta, cerca di fermarla Palagi, Orsato, Cerato, Ghirardello, Cestonaro, Cerato, attenzione al tiro ribattuto da Iannacone, Orsato, Ghirardello, altro tiro, ancora Valdagno in pressione, l'Orsato, sì, Cestonaro e Cerato un po' si ostacolano in area, chiama time out Valdagno,
Mancano 7 minuti e 50, risultato che vede il Valdagno avanti 6-2. Questo secondo tempo c'è stata la rete di Rossetto e la rete di Cerato. 6-3 invece la situazione falli, nel senso che il Valdagno ne ha commessi 6. Ricordiamo anche i 3 cartellini blu, 2 per la Marquez e 1 per la Lorenzato. Piuttosto inusuale, però Lorenzato e Marquez non se l'erano mandati a dire. Parte Viareggio dalla propria area. Brava Cestonaro ad anticipare l'avversaria, nel caso specifico la Brandi. Ghirardello, metà fra il tiro e l'assist, la compagna Rossetto. Ancora Ghirardello, Cerato, Rossetto. Cerato, Rossato, Ghirardello dall'altra parte, leggermente lungo il passaggio, c'è il problema di girarsi. Raffaelli, Ghirardello in area 2 volte, Cerato, c'era Cestonaro libera in area, Cerato, Ghirardello, Cestonaro, intervento di Raffaelli che riconquista sfera. Raffaelli fermata da Rossetto, Orsato, retroporta, Cerato, Cestonaro, tentata dal tiro, Rossetto, Cerato, siamo a centropista, quindi Cestonaro indietreggia, Rossetto, Cerato, Rossetto, tentata dal tiro, dall'incursione Cestonaro, c'è un gran girar palla del Valdagno, riconquista ora Viareggio. Palagi, Brandi, riconquista Rossetto. Ecco, il Valdagno magari beneficia anche di una panchina un po' più lunga. Ghirardello, Rossetto, scambio a centropista. Cestonaro ha il problema di Palagi. Brava a liberarsene, tenta l'incursione, Iannacone prova a fermarla, Brandi prova il tiro, un diagonale. Valdagno avanti con Rossetto, si libera di un'avversaria, prova l'assist per Cestonaro, leggermente fuori misura. Raffaelli per Iannacone, capisce tutto Ghirardello prova l'assist, interviene Raffaelli, tentata dal tiro, è un appoggio a Parlato. Sono un po' stanche forse anche le giocatrici del Viareggio. Rossetto, Palagi ha bisogno di una compagna, la trova in Raffaelli, capisce tutto Ghirardello, è un 2 contro 0. Ghirardello, ma interviene Masetti, bravissima. Iannacone per Viareggio,
forse, anzi senz'altro ha subito fallo non rilevato. Cestonaro, assist per Messora, 7-2. Rivediamo l'azione, l'assist e la rete. Diciamo che questo gol comunque premia una certa supremazia territoriale del Valdagno, che ha potuto anche godere di una panchina più lunga per far rifiatare le giocatrici. Ancora Valdagno avanti con Messora. Proteste della centrale che voleva evidentemente un fallo. Intanto è entrata Valentina Genovali nel Viareggio. Rivediamo, qui probabilmente c'era un piuttosto netto fallo in area, che infatti era stato sottolineato da qualche esclamazione della centrale. Ghirardello, salta Rossetto, salta la diretta avversaria. Troppo lungo il passaggio per Cestonaro, che arriva addirittura dalle parti di Parlato. Vediamo se riesce. No, palla Viareggio, mancano 3 minuti e 09, 7-2 il punteggio a favore del Valdagno. Palagi a far ripartire l'azione. Palagi, Raffaelli, su di lei Rossetto su Raffaelli, riparte Messora, assist per la Ghirardello, leggermente troppo lungo, ancora Ghirardello trova la Messora, ne salta uno, ne salta due, prova il piazzato, bravissima Masetti. Ghirardello ancora con Messora e ancora Masetti, ancora Valdagno in avanti. Ghirardello, Rossetto, fuori misura il passaggio per Cestonaro, solitaria Iannacone che subisce fallo. Non è molto d'accordo la centrale, a me sembra onestamente piuttosto evidente il fallo subito da Soraya Iannacone. 7 i falli del Valdagno, mancano comunque 2 minuti e 08 alla fine dell'incontro. La stessa Iannacone a battere. Ora forse voleva un po' troppo la Iannacone, un fallo in area. Riparte Valdagno con Rossetto, altro fallo fischiato questa volta a Ghirardello, un fallo subito dalla Genovali. Siamo a 8. Palagi, gioco nuovamente interrotto, si lotta tra Palagi e Messora, palo e sulla ribattuta Rossetto fuori misura, ancora Ghirardello, Rossetto, Cestonaro, Ghirardello, Messora, riparte Viareggio, Raffaelli, Parlato dice no, Rossetto, siamo già dalle parti di Masetti che interviene di gambale, 50 secondi alla fine, 7-2 il risultato, direi
vittoria meritata del Valdagno, forse altro fallo questa volta commesso dal Viareggio. Prova il tiro ancora Valdagno, Messora si scontra con Ghirardello in area, riconquista Viareggio, Raffaelli, là. Questo era sì, fallo piuttosto netto subito da Iannacone, è il 9º fallo, 23 secondi alla fine. Esce Genovali nel Viareggio ed entra Brandi, 23 secondi alla fine. Riconquista Valdagno con Cestonaro, Ghirardello, Rossetto, vediamo se c'è il tentativo dell'ultimo tiro, indietreggia Ghirardello, 3 secondi alla fine, tiro fuori misura, finisce l'incontro, Valdagno 7, Viareggio 2, partita molto godevole, molto lodevole e godevole. Risultato giusto, partita più combattuta sicuramente nel primo tempo. Direi che da Roberto Baucer, Emidio Zanuso e Mello Giampaolo dal Palalido è tutto. Una buona domenica, arrivederci alla prossima.